Si svolgerà ad Agrigento l'1 e 2 dicembre presso l'Hotel Dioscuro un interessante incontro dal tema specialisti a confronto sul carcinoma della mammella, il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Il dottor Antonio Savarino, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento, è responsabile scientifico del focus sul carcinoma alla mammella, lo stato dell'arte nel 2023. I lavori avranno inizio alle ore 14 giorno 1 dicembre presso l'Hotel Dioscuri di San Leone ad Agrigento. Nel convegno si discuterà delle innovazioni nell'ambito della diagnosi della terapia del cancro della mammella, dello stato dell'arte della ricerca clinica, dell'importanza dei trattamenti integrativi. Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. L'incidenza è di 55.700 nuovi casi all'anno, mentre i decessi sono circa 12.500. A fronte di un'incidenza in aumento non si è assistito a una crescita della mortalità e la sopravvivenza netta a 5 anni della diagnosi, che equivale a una probabile guarigione, è dell'88%. In Italia ci sono attualmente 834 e 200 donne viventi dopo una diagnosi di tumore della mammella. I principali fattori di rischio sono rappresentati ovviamente dall'età, dai fattori riproduttivi, dai fattori ormonali, dai fattori dietetici e metabolici, lo stile di vita pregresso, radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà. Negli ultimi anni le innovazioni tecnologiche e la ricerca scientifica hanno consentito diagnosi sempre più precoci e trattamenti sempre più mirati ed efficaci, capaci di cambiare la storia naturale di questa patologia neoplastica. Il trattamento regionale loco standard delle forme iniziali è costituito dalla chirurgia conservativa associata alla radioterapia o dalla mastectomia. Dopo la chirurgia viene generalmente proposto un trattamento sistemico adiuvante capace di ridurre il rischio di recidiva e di morte. La complessità della malattia e la sua eterogeneità richiedono quindi una gestione di necessità multidisciplinare della donna affetta da tumore mammario e l'attivazione di percorsi dedicati che la prendono in carico totalmente dalla fase diagnostica alla fase terapeutica e alla fase riabilitativa. Tutto ciò è possibile all'interno dei centri di senologia, ove vengono messe a servizio della donna competenze specifiche, tecnologie avanzate e terapie innovative in una logica di sistema altamente specialistico in grado di valorizzare e utilizzare le risorse esistenti.